Buongiorno, benvenuti a tutti a questo incontro del domenica mattina dell'Ateneo Veneto. Dicevo prima ai nostri ospiti che entrando la parola che ho sentito ripetere più spesso è stata quella finalmente, perché effettivamente questa è la prima volta che ci ritroviamo nell'aula magna in presenza, senza distanziamento, da un certo tempo, da un certo numero di mesi, per cui credo che sia un buon segnale. Sono contento che avvenga con questi nostri ospiti così illustri oggi. Allora, vi dicevo, gli incontri della domenica mattina, permettetemi di dire due parole brevissime. Noi abbiamo iniziato, chi ci segue lo sa, gli incontri della domenica mattina circa 3 anni e mezzo fa. E all'inizio, come sempre avviene, vi erano due partiti, no? All'interno dell'Ateneo. Chi diceva, ed è una cosa molto frequente in questa città, non funzionerà assolutamente, lasciate perdere perché i veneziani la domenica se ne stanno a casa o fanno altre cose. E chi diceva invece, sì, può funzionare, però bisogna, come posso dire, costruirgli un'identità a queste domeniche mattina, non lasciarle a ripetere quello che facciamo durante la settimana. E in effetti abbiamo cercato di fare così, abbiamo cercato di dare un'identità a questi incontri, incentrandoli su Venezia, sul suo passato, sul suo presente e possibilmente il suo futuro, con una vastissima latitudine di temi, di argomenti. Si sono alternati persone che andavano dagli accademici più illustri come oggi ai regatanti della regata storica, a industriali che portavano innovazioni tecnologiche a Venezia. Insomma, abbiamo avuto una gamma piuttosto ampia. Oggi però credo che sento anzi che sia leggermente diverso. Innanzitutto perché oggi portiamo un messaggio, una riflessione che proviene da un nostro socio emerito che è Mario Snenghi, un grande personaggio, uno storico che conoscete di fama internazionale, i suoi scritti su fascismo, sulla Grande Guerra. Io dico sempre la Grande Guerra perché nella mia famiglia si diceva la prima guerra era la Grande Guerra, la seconda era la seconda. No? Su questi temi ha lasciato degli scritti straordinari e continua a lavorare su questo. Ma non è solo questo, dicevo che è un socio emerito perché per l'Ateneo ha sempre un occhio di riguardo, è sempre presente, disponibile, straordinariamente cortese nell'accogliere i nostri inviti. Pensate che anche domani sarà qui presente nelle nostre sale. E poi perché naturalmente è accompagnato da due eccellenze veneziane, no? Gian Domenico Romanelli e Paolo Puppa, su cui non dirò nulla, ma dirò solo che sono a casa loro e che sono lieto che siano qui. Vi dicevo che è diverso anche per, come posso dire, la qualità del messaggio su cui oggi siete invitati a riflettere, da veneziani e da amanti di Venezia. E cioè sul fatto che Mario Snenghi ci dice una cosa abbastanza interessante, che naturalmente io ve la dico adesso in maniera molto semplice, ma sarà sviscerata dalle nostre presenze qui. Cioè ci dice che quell'immagine di Venezia in infinita decadenza, no? In continua decadenza inarrestabile, che più o meno dal Settecento con fasi alterne ci portiamo dietro, non è completamente vera. E che anzi ci ha fatto del male e continua a farci in qualche modo del male. Ora, io credo che questa è una cosa interessante in sé, ma che è straordinariamente importante se detta oggi. Detta oggi per due ragioni che voi avete presenti, immagino. La prima è che la città di Venezia, che ha dei problemi che, sapete, molto complessi, che durano da tempo, che non sono mai stati in realtà veramente affrontati e quindi nemmeno risolti, ma la città di Venezia affronta dei problemi oggi straordinariamente rilevanti. Se voi pensate che la comunità residente oramai è intorno alle 50.000 unità e forse il prossimo anno scenderà sotto le 50.000 unità, un traguardo assolutamente simbolico, che nell'intero comprensorio lagunare sono circa 80.000 residenti, quindi molto pochi, e che inoltre, tanto per completare il quadro, si è verificato un fenomeno nuovo per cui anche Mestre e Interland comincia a perdere residenti. Quindi vedete un quadro estremamente preoccupante. Però a fronte di questo quadro preoccupante, ed è qui che vengo al messaggio di Mario, abbiamo un mondo intorno a Venezia estremamente importante su cui dobbiamo riflettere. Venezia ha i suoi problemi, ha le sue specificità, è unica, continuiamo a dire tutto questo, continuiamo a dirlo. Però è inserita in un mutamento epocale intorno a noi che è straordinario. Noi non abbiamo idea di quello che sta avvenendo. Lasciate stare la pandemia che ha certamente influito su alcuni fenomeni, ma erano già in corso. Noi oggi abbiamo di fronte a noi, che investirà, ha investito, sta investendo anche Venezia e i suoi problemi, un mondo che si sta trasformando in maniera profondissima come mai è avvenuto prima. Non parlo solo della comunicazione, dei nuovi traguardi della comunicazione che stanno arrivando e che vedremo i risultati,
Pensate all'intelligenza artificiale, che avrà un impatto enorme anche su Venezia, dove tanto è legato l'immateriale, alla creatività. Pensate alla seconda rivoluzione robotica che trasformerà l'economia con conseguenze sociali che oggi non riusciamo nemmeno a immaginare. Insomma, questo mondo che sta intorno a noi è un mondo molto difficile e molto complesso. Però, per la prima volta, forse nella storia recente di Venezia, questo mondo così complicato ha qualcosa di positivo per la città. Cioè ci sono delle opportunità che si aprono per noi. Pensate, stanno cambiando in maniera radicale i parametri con cui valutiamo la qualità della vita. Ora, sembra un fatto statistico, ma invece è importantissimo. Tutte quelle cose che rendevano Venezia poco adatta al lavoro, alla modernità, all'assenza di automobili, il fatto che si cammina, stanno diventando requisiti fondamentali per la qualità della vita. E i parametri che determinano la qualità della vita quali sono? Il disporre di un patrimonio naturale intatto, il disporre di un patrimonio culturale e artistico notevole, sono tutte cose che noi abbiamo già. Allora, in questo mondo che ci sta arrivando addosso, uso questa frase perché lo vediamo arrivare senza fare molto. Ecco, queste opportunità, pensate al telelavoro, che è un aspetto di tutto quello che vi sto dicendo, cosa può schiudere per Venezia. Ecco, tutte queste opportunità devono essere colte, prese, gestite in qualche modo, cosa che non mi sembra che stia avvenendo, ma insomma dovrebbe auspicabilmente avvenire, ma devono essere comprese. Cioè dobbiamo essere consapevoli di quello che sta arrivando, perché non è qualcosa che può essere deciso da altri, dovremmo essere noi. Ed ecco quindi che quello che ci dice Mari Snenghi diventa estremamente attuale. Noi dobbiamo affrontare questo mondo che noi vediamo intorno a noi, ai problemi di Venezia, ai nostri problemi della vita nostra personale. Ecco, lo dobbiamo affrontare con consapevolezza. E la consapevolezza discende solo dalla conoscenza. Ecco perché vi invito a leggere il libro di Mari Snenghi, vi ringrazio di essere qui oggi ad ascoltare il dibattito che verterà su questi aspetti e vi auguro a tutti una buona mattinata all'Ateneo Veneto. Grazie. Buongiorno. Prima di parlare del libro di Mario, mi prendo 30 secondi. Io sono da tanti anni socio dell'Ateneo, ma spesso diserto le riunioni, i momenti delle istituzioni perché sono una specie di viaggiatore compulsivo, sono spesso fuori Venezia per le mie attività, eccetera. Però devo dire che quando ho saputo che la presidenza di Giampaolo con la N è avviata a cessare fine anno, per me è stato un colpo al cuore, perché devo dire, senza piaggeria, che durante la gestione, la presidenza di Giampaolo con la N, io mi sono sentito più di prima in questo edificio a casa. Ecco, è stata una presidenza di gran classe, di grande civiltà, di grande stile, e io vi invito laicamente a un applauso perché mi sembra che se lo meriti. E veniamo a Mario e a Se Venezia vive. E questo testo raccoglie di fatto 15, come chiamarle, lezioni, conferenze pubbliche che hanno un aspetto sempre più performativo. Nei nostri carteggi online, io ho detto: guarda Mario, comincio a aver paura perché mi stai rubando il mestiere, mi porti via pubblico. Che Mario, da storico dei documenti, da storico con tutta una impostazione professorale autorevolissima, ha liberato, non negli ultimi tempi, perché in effetti fin dall'inizio la sua identità disciplinare era una sorta di pendolo tra la storiografia e la letteratura. Però questo aspetto, specie dopo l'acquiescenza, di tenere con forte compiacimento personale, con forti motivazioni, tenere delle lezioni a un pubblico vasto, un pubblico non solo di studenti, ma un pubblico adulto, è diventata una risposta più seria, diciamo, questo mio parere personale, a quella star mediatica che è oggi Barbero, cioè la storiografia teatrale, che attraverso appunto l'oralità riesce a far passare
nozioni storiche di cui la gente ha bisogno, specie in un'epoca di fake news. E questa oralità trasuda nella scrittura di Mario. Sempre più, io sono parente, attraverso mia moglie Silvia, di un grande storico che è Delio Cantimori, una figura nobilissima, è stato per molti anni alla Normale di Pisa, scrive dei libri importantissimi, però a leggere si fa fatica, mentre la scrittura di Mario, lo dico una cosa in confidenza, regge anche a letto e nei luoghi di decenza. Quindi è un complimento che gli faccio, che di solito uno non porta un libro storico in quelle situazioni, mentre la sua scrittura perfettamente funziona anche in quei momenti. E questi momenti di oralità si avvertono perché sono delle registrazioni, in fondo, che qualche suo collaboratore o qualche suo ex studente devoto, perché Mario ha costruito lungo gli anni una rete importantissima di giovani, e ormai non più solo giovani, studiosi con cui ha organizzato opere di enorme importanza editoriale, non solo nazionale. E questa registrazione si avverte, per esempio, in alcune boutade, in alcune identificazioni, anche perigliose, per esempio, quando parla di quel grande personaggio che io amo molto come commediografo. Il mio secondo lavoro è di scrivere testi teatrali, che è Riccardo Selvatico. Riccardo Selvatico, sapete, è quello che nel 1895 ha inaugurato la Biennale d'Arte, è stato sindaco di Venezia, un sindaco cattolico che toglieva dalle scuole pubbliche i crocifissi dalle pareti per realizzare in qualche modo la legge di Stato, no? E questo gli ha fatto perdere poi nel 1895, no, la gestione della città, che è passata invece all'epoca Grimani, quindi ha aperto la strada a quello che lui chiama centrodestra. Ebbene, questo che è anche un delizioso commediografo viene definito il Cacciari ottocentesco. Ecco, una cosa. Poi, mentre descrive il suo amatissimo Carlino, perché in tutte le salse porta avanti quasi il rimpianto che Nievo, l'autore di questo romanzo fondamentale, che è Le memorie di un ottogenario, non sia diventato la Bibbia a scuola e sia stato invece rimpiazzato in questa funzione dai Promessi Sposi di Manzoni. Bene, nel plot narrativo di questo grande romanzo, a un certo punto il protagonista Carlino, con le sue, diciamo, controverse umorali, no, vicissitudini affettive, spinge letteralmente la sua amatissima, diciamo, la sua donna, in qualche modo, la Pisana, la spinge tra le braccia del rivale e dice: è matto! Cioè proprio lo storico dice: è matto, interviene. Quando parla degli amori tra D'Annunzio e la Divina e la Duse, la chiama la vecchiona, in un modo un po', diciamo, irrispettoso, non la cancel culture, diremo oggi, per essere più corretti. E la Duse, in effetti, quando sta scrivendo Il fuoco, quel romanzo che esce nel Novecento, ha 42 anni. Quindi, e questi sono degli esempi, cioè di battute che non escono da un saggio che nasce in biblioteca, ma che nasce proprio da una tribuna, da un palcoscenico in qualche modo, lo storico attore, lo storico performativo. E la cosa importante di questo libro è che presenta, subito dopo il precedente, che io ho molto amato e che ho in qualche modo caldeggiato come genesi, la sua autobiografia, nasce proprio come una palinodia rispetto a quello che diceva prima il nostro Presidente, cioè l'identificazione di Venezia col lutto, cioè col tema della morte a Venezia. E questo titolo, del resto, Se Venezia vive, è un titolo apotropaico, perché il discorso che prima ci ha fatto il nostro Presidente è un discorso meraviglioso che dà i brividi, come dire, quante possibilità questa città oggi offre. Però ricordiamoci che a sentire i climatologi, cioè non i depressi che proiettano angosce esistenziali, i climatologi scienziati, non noi, non i nostri figli, ma i nostri nipoti, cioè la generazione che nasce in questi mesi, in questi anni, rischia di vedere Venezia sparire,
letteralmente sparire. Quindi come di solito purtroppo, non per fare i leopardiani, tutto ciò che nasce, tutto ciò che ha potere, ogni impero pensa di essere eterno, ma tutto ciò che nasce è destinato a perire. Quindi può darsi che anche la nostra città possa, in prospettiva climatologica, se sono confermate le catastrofi, con i ghiacciai che si sciolgono, il mare che si alza, eccetera, e il nostro Mose verrà ridicolizzato come un argine, appunto, che non resiste. Questa dimensione della Venezia luttuosa, dove si viene a morire, che è un po', dice lui da ragazzo flirtava con le posizioni alla Pompeo Molmenti, no? Grande storico della vita quotidiana veneziana, e tutta la tradizione che c'è nel secondo Ottocento, in gran parte di matrice internazionale, specie anglo-americana, che assegna a questa città quello che poi Thomas Mann nel 1912 trasforma in un titolo emblematico, appunto Morte a Venezia. Non cita, tra i tanti che poteva citare, ma ha fatto delle altre scelte legittime, nell'ambito, non so, anche pre-raffaelita, c'è tutta una serie di personaggi che tra l'altro hanno una fortissima carica conservativa, per cui sapete che nel Novecento abbiamo sfiorato due grandi opere architettoniche, di cui magari ci parlerà dopo Gian Domenico, nel 53 Wright e nel 64 Le Corbusier, rifiutate perché non rispettavano, tra l'altro, se c'è una città eclettica, ossimorica per quanto riguarda gli stili, basta andare in qualsiasi luogo dove si trovano insieme, in concerto, diverse facciate per capire la mancanza di una unità di stile, ma la vivacità incredibile, provocatoria. Anche sul Canal Grande c'è tutta una differenza di culture stilistiche da parte di questi edifici. E dicevo, i romanzi di Henry James. Henry James scrive un romanzo, a mio parere, straordinario, nell'88, di Aspen Paper, Il carteggio Asper, dove c'è questa vecchissima e con la nipote Zitella che vengono circuite da un fanatico cultore di Byron, uno spazio che in qualche modo è Rio Marine. Lo stesso James che nel 1902 fa The Wings of the Dove, l'Aia della colomba, dove associa la tubercolosi appunto della protagonista alla città. Pensate, l'autore di cui mi sono spesso occupato, Pirandello, nel 1910 scrive una novella che è il viaggio di una palermitana destinata a morire di cancro, Adriana, vedova, che con il suo cognato fa un viaggio, si vuol concedere un viaggio negli ultimi mesi di vita e attraverso, appunto, va a Napoli con un bastimento, poi va nella città di Venezia ad amare il cognato. C'è una specie di amore passionale che lei non conosceva perché col marito non aveva avuto queste esperienze così intense, ad avere quindi un amore fisico assoluto e a morire a Venezia. Quindi tutto questo dà fastidio a Mario. È uno stereotipo, è una crosta. E comincia a costruire all'interno di queste sue 15 lezioni, questo viaggio che va da Napoleone fino al lockdown, fino al 2019, quindi 230 anni quasi di storia culturale, politica, sociale, artistica veneziana, delle polarità, una coppia di forze che si contrappongono, perché da una parte c'è questo partito del torcicollo, come io lo chiamo, cioè di una tendenza a guardare indietro, alla nostalgia dell'antica grandezza, dell'antico splendore, e a vedere il nuovo come il nemico, come il male, no? E pensate quindi all'idea degli insulari da una parte, città isola, e i pontisti, quando invece la città reagisce e si aggrappa al moderno. Nel 1846 inizia appunto il ponte del treno e 1933 il ponte degli automobili. Lo scandalo, le polemiche di questo ponte. Oppure un'altra data spartiacque in cui c'è la contrapposizione tra due sistemi, tra due punti di vista opposti.
l'acqua in casa, 1884, che significa abolire le serve al pozzo, che è una figura che tra l'altro entra in tanta drammaturgia e narrativa veneta, state anche a Svevo, che è questa figura appunto che non avendo l'acqua in casa si andava appunto a lavare fuori di casa. Oppure i gondolieri versus i vaporetti, le gondole. C'erano 3.000 gondole de Casada nel Settecento, primo Ottocento, che poi con la crisi della città e delle famiglie nobili, no, vengono a perdere il lavoro. Quelle gondole che erano metafora di morte per Marinetti nei suoi manifesti contro Venezia, quando lanciava escrementi, progettava lanciare escrementi dal campanile, che erano delle sedie a dondolo, poltrone a dondolo per i cretini. Venezia era vista come letto sfondato da carovane di amanti, no? Ed è per evitare questa identificazione che c'è il passaggio appunto invece ai vaporetti. Uno dei ritratti che vedremo fra poco, più riusciti dedicati a Giacinto Gallina. Gallina era questo grande commediografo musicista, neogoldonista, potremmo dire, che nella fine Ottocento crea dei ponti con la sala conservativa e reazionaria che rimpiangono appunto le gondole contro i vaporetti. Oppure il fatto, per esempio, della manodopera femminile. Venezia nel secondo Ottocento ancora aveva una presenza incredibile di manodopera femminile, dalle tabacchine alle cotoniere, alle fiammiferaie, versus le impiraresse, le merlettaie, cioè l'idea appunto del vedutismo un po' kitsch e stereotipo che Venezia per le donne abbia solo assegnato il ruolo delle impiraperle, no? E pensate tutto quello che è stato, quelle enormi aziende di lavoro, dall'arsenale, l'arsenale dantesco, che cosa ha prodotto attraverso i secoli, e anche nell'Ottocento aveva ancora un'attività, alle vetrerie, quello che è stato, allo stesso Mulino Stucchi, questo grande imprenditore svizzero che in qualche modo ha portato questo granaio, faceva lavorare 1500 operai, quindi 1500 famiglie lavoravano e vivevano di questo. E non di meno ciò si rende conto che ci sono dei segnali di crisi che sembrano in qualche modo motivare l'altro atteggiamento, quello appunto necrofilo dell'identità luttuosa. 1902 è una data che fa epoca quando implode il campanile, senza morti, senza feriti, ma si sfascia e viene poi ricostruito tale quale. Quando nel 15 c'è i bombardamenti austriaci che non rispettano la città d'arte e va perduto questo affresco straordinario del Tiepolo, Chiesa degli Scalzi. E la trasformazione, per esempio, in questo processo di tutti questi palazzi nobiliari, specie nel Canal Grande, che vengono trasformati in alberghi per dar esca a questo turismo di massa o d'élite in questo caso. Pensate a quella novella da cui poi Visconti trarrà quel mitico film del 54 che è Senso. La novella il film nasce da una novella di Camillo Boito, il fratello di Arrigo, l'amante segreto della Duse. E Camillo Boito scrive questo Senso, una novella in cui proprio all'inizio vediamo che cosa? Che il Lido di Venezia non c'era ancora nell'Ottocento. Dov'è che si faceva il bagno? Il bagno si faceva nel Canal Grande. Il Canal Grande aveva queste piscine San Samuele, no? Come mai? Perché erano e c'è proprio questa specie di figura adonica, no? Del giovane ufficiale austriaco che riesce a entrare dentro, superando le barriere, nella piscina delle donne, no? E a colpire i sensi e la fantasia della contessa Serpieri, no? E questo avveniva nel Canal Grande dell'Ottocento, no? E c'è una metamorfosi. Allora, estringo. La cosa forse più interessante, o le due cose più interessanti di questo libro, a mio parere, sono da una parte gli spazi protagonisti e dall'altra dei ritratti mirabili, dove proprio si sente questa docu-fiction, questa capacità dello storico di farsi narratore e in poche pagine scolpire delle creature o dei VIP o anche creature minori.
spazi protagonisti. Pensate al campo Santa Margherita. Un suo allievo ha scritto un libro importante su questa Repubblica. Santa Margherita, che era in qualche modo in precedenza, no? Alberi, interrata, assume tra la fine 800 e il primo Novecento un ruolo di rosso molto forte, cioè lo spazio di sinistra, in cui, per esempio, nei primi anni del Novecento, il 1° maggio viene là festeggiato. Lo si allontana dalla San Marco, dalla piazza, in cui non c'è licenza di manifestazione così politicamente caratterizzata, ma avviene lì come una specie di detonatore, no? Di deflusso. Gli scontri che lì avvengono violentissimi, con morti, tra lo squadrismo crescente, no? E avviato a trionfare col fascismo all'inizio, e i socialisti. Tra l'altro il fratello più grande, Mario, di Cesco Baseggio, dopo una violenta bastonata dei fascisti, comincia poi a ammalarsi e poi ne morirà. E un luogo in particolare, dentro il luogo, c'è un edificio che è l'attuale Auditorio di Santa Margherita, in cui Mario ha fatto delle memorabili conferenze teatrali, che adesso è dell'Università di Ca' Foscari, dove io ho fatto spesso delle cose con i miei studenti, col teatro. È interessante e anche un po' inquietante pensare lo stesso spazio attraverso le strati diacronici del tempo ha cambiato funzioni. Nello stesso luogo si sono succedute, attraverso i decenni, funzioni diversissime, se fossero in qualche modo rimaste nello spazio, uno sopra l'altro, incastrati. Che caos veniva fuori se ci fosse la possibilità di fare, come dicevano i futuristi, della simultaneità e non più la diacronia. Perché, leggo rapidamente, chiesa sconsacrata al tempo napoleonico diventa un luogo di manifattura, di tabacchi, deposito di marmi, tempio evangelista, laboratorio dello scultore Borro, Camera del lavoro, cinema, nel periodo in cui Venezia era una delle città in Europa che aveva più sale cinematografiche. E lo stesso, una città piena di chiese, piena di baccari e di osterie e di caffè, è appunto piena di cinema. Cinema che sono luoghi sottratti al teatro. O agli antichi baracconi dove c'era la magia, dove c'era questa specie di teatro della foire, no? Che si pensava all'inizio venivano visti dagli intellettuali con disprezzo, poi è diventata questa industria mostruosa che è diventata, no? E tra l'altro l'amico che spesso viene citato, con cui ha un antico sodalizio, Giampiero Brunetta, ha messo in evidenza nel suo inventario di questa pulsione verso la sala buia in cui si mette lo schermo, cinema muto all'inizio, nasce da un lato dalla grande tradizione pittorica del vedutismo settecentesco e dall'altro appunto a questa macchina fortissima della tendenza iconica alle illustrazioni, alle stampe popolari, no? Che la città appunto anche con le sue editorie ha manifestato. E insieme è una città di primazie, cioè le prime volte. Faccio una serie di esempi rapidissimi per non tediarvi. L'Arsenale che da fare navi comincia a fare sommergibili con siluri. Lido, che prima di diventare quello che è diventato, è un luogo in cui cominciano a partire, a salire e a decollare gli aerei. Nel 13 c'è uno spettacolo con gli aerei. Sapete cosa? Perché piacciono tanto i fuochi d'artificio? Perché è come un ritorno del rimosso, cioè l'incubo dei bombardamenti, che diventano pacifici. Si vedono i fuochi nel cielo che non ti distruggono te, la famiglia, la casa, l'edificio, ma che sono invece spettacolo. E c'è tutto. Tessera è il primo, volo fatto proprio a Tessera da una di questi, come si possono chiamare, quell'affare che sale in alto. L'aeroplano forse. Dirigibile. No, non era dirigibile. Salone aerostatico. Aerostatico. E altri aspetti, no? Le prime palestre. La figura importante di Costantino Reyer. I luoghi, nelle società canottiere.
Qui partono da Venezia e poi figure che sono un incrocio di ruoli, di strategie, di identità e di ambizioni sfrenate come Giovanni Volpi, che dalle sue centrali idroelettriche, poi mostra del cinema, poi un ruolo così importante sotto il fascismo e la CIGA, presidente della CIGA, la compagnia dei grandi alberghi. Pensate che questa metamorfosi della città che nel 1907 conta 3,5 milioni di turisti un secolo fa, pensate adesso quanti sono a quantificarli. E l'altra cosa, mi avvio a chiudere, sono questi centoni, questi ritratti, perché sono qualcosa che colpiscono, uno per l'acutezza interpretativa. D'Annunzio, io codirigo una rivista d'annunziana e trovo memorabile il tocco con cui D'Annunzio nel 16 viene a abitare a Venezia, nella mitica casetta rossa, ed è ammalato perché ha l'occhio quasi perso dopo il volo, eccetera, eccetera, e scrive Notturno. E D'Annunzio media tra i due contendenti, tra i due schieramenti, perché da una parte trasuda morte, l'idea della morte, della fine, e gli amici morti che non riesce a elaborare il lutto, amici carissimi, amici anche delle sue imprese. E dall'altra è l'avviamento all'eroismo, all'energia, perché 3 anni dopo lo vediamo tutto irriconoscibile rispetto a Notturno, fa il discorso mitico del 25 marzo, festa di San Marco, alla loggetta di Sansovino, che apre la strada, sembra quasi una prova generale, non solo per Fiume, che sarà di lì a poco, ma quello che sarà la cultura del balcone, un balcone fatale che ha provocato tutti quei morti col fascismo. È stato studiato e saccheggiato da Mussolini e compagni. Un altro ritratto, Foscolo con le ultime lettere di Jacopo Ortis costruisce proprio quasi un selfie di una generazione allo sbando, oppure Silvio Pellico, che con le mie prigioni sembra quasi fare suo il divieto dei terribili carcerieri del Ducale, cui era appunto ibernato e sequestrato, qui non si fa politica. E col moderatismo cattolico sembra quasi una risposta italiana alla Capanna dello zio Tom, cioè mostra la compatibilità tra due cose che allora erano inconciliabili, cioè la direzione risorgimentale alla formazione dello Stato d'Italia e il cattolicesimo, che poi diventeranno invece compatibili più avanti col concordato. Ho detto prima di Gallina, e Gallina ricordiamoci che nel 1892, in quella straordinaria opera ibseniana, perché lui porta Ibsen in Laguna, che è la famiglia del Santo, proprio ricalcata sull'Anada selvatica, vista l'anno prima al Manzoni di Milano, ed è la storia di un ottico che non si è accorto che è un cornuto, perché mentre lui da giovane aveva avuto la follia garibaldina di andare con Garibaldi nelle imprese, eccetera, la moglie, abbandonata in quei mesi, se l'è fatta con, diciamo, il Santo. E quindi c'è quella memorabile battuta, pensate, una parola che oggi non significa nulla, che è spenta semanticamente, ma che nel 1892 era come una bestemmia, quando lui, rivolto alla moglie, si è appena accorto di quello che lei le aveva fatto e tutti erano convinti che lui sapesse. Lui era del tutto innocente, non sapeva, guarda la moglie e dice vergognosa, che era una parola terribile, e lo diceva questo attore straordinario genovese che parlava un perfetto veneziano, tanto la nostra lingua era internazionale o interregionale, ed era Ferruccio Benini, che la Duse andava a spiare per i suoi silenzi, le sue smorzature. Un altro ritratto è invece, non tra i VIP, questo Angelo Vianello, detto pasta asciutta, con 9 figli, enorme, un gigante, che era il capo degli scaricatori del porto e che scriveva anche degli elzeviri, dei ritrattini sul signor Tonino Bonagrazia, no? Oppure Barbantini, che fa il riassetto importante
dei musei cittadini. Mi aspettavo anche una figura che io ho studiato, che ho imposto al dizionario biografico degli italiani, che era Domenico Varagnolo, che viene citato, ma che meritava forse anche lui un ritratto, che è un commediografo importantissimo, con i suoi monologhi, con le maschere, e che è stato segretario della Biennale per tanti anni, ha fatto un lavoro pazzesco e che poi si è suicidato. I parenti, che sono il famoso negozio Bonaventura che c'è in Strada Nuova, continuano a negare questa cosa perché c'è come una vergogna, una depressione. E chiudo con questa cosa delle figure femminili. C'è tutta una serie di figure, specie ebraiche, personaggi come la Rosselli. Siamo stati assieme, io e Mario, anni fa, a presentare un bellissimo convegno all'Auditorio Santa Margherita su questo libro di memorie di Amelia Rosselli, che è la madre di 3 ragazzi donati alla patria. Il primo nella Grande Guerra, volontario, e gli altri 2 non proprio donati, ma massacrati dai cagular fascisti, cioè Nello e Carla Rosselli. Questa donna a 70 anni, pensate, ha preso i nipoti e li ha portati in America perché era talmente geniale e forte di carattere. E la Sarfatti che scrive la biografia del Duce nel 25, poi 15 anni dopo dovrà scappare via, anzi un po' prima, per le leggi razziste. E la Sarfatti in qualche modo è una sorta di anticipazione di Peggy Guggenheim, anche lei ebrea e anche lei con una fortissima vocazione per le arti. E poi c'è una figura femminile fascistissima, che è molto interessante e che io non conoscevo, e ringrazio Mario per questa Maria Pezzè Pascolato, coltissima, a dimostrazione che il fascismo ha molte facce e non è solo ignoranza squadristica, che conosceva perfettamente 5 lingue, traduce gli eroi di Carlyle, quindi uno dei monumenti del romanticismo protagonista ottocentesco, novelle di Anderson e Venezia di Ruskin, e che fa idea e progetta la Scala d'Oro, cioè i grandi romanzi trasformati in trame per ragazzi. La conclusione del libro è questa nota di amarezza, cioè i 2 correnti che dicevo, quella luttuosa e quella invece della dinamicità, della progettualità, appunto un po' in sintonia con quanto diceva prima il nostro Presidente, si raduca poi in una seconda polarità tra il centro-sinistra e il centro-destra della città. La città inaugura entrambe le 2 linee rispetto allo scenario nazionale e perde la linea ghibellina e vince quella guelfa. E nella linea ghibellina ci sono alcune cose, i conventi trasformati in caserme o in scuole, tutta una serie di iniziative che rimandano appunto al nostro Riccardo Selvatico, episodi, per esempio, tra l'altro Mario terrà sabato, posso dire perché assieme all'amico Alberto Madricardo, che qui vedo in platea e saluto cordialmente, abbiamo progettato per l'associazione di cui facciamo parte, che è Venezia Consapevole, una serie di ciacole registrate a distanza, e Mario è uno dei protagonisti, no? Ha già fatto una ciacola sulla dialettica tra Gallina e D'Annunzio. Sabato registrerà invece una ciacola altrettanto importante, che è sulla famosa beffa del Goldoni del 12 marzo del 44. Cosa avviene lì? Sembra proprio di nuovo Senso, il film di Visconti che comincia alla Fenice, sapete, con tutta la platea piena di figure austriache e con i nostri appunto risorgimentali che lanciano i volantini dall'alto, no? C'è proprio questa dimensione analoga. C'è Pirandello, Vestire gli ignudi, con una mitica attrice che oggi nessuno ricorda, ma che allora era importantissima, Elena Zareschi. E avviene qualcosa che sembra pirandelliana, sembra uno degli spettacoli del teatro nel teatro, perché viene interrotto lo spettacolo, dietro le quinte irrompono un gruppo di partigiani,
tra cui c'è Cesco Chinello e il famoso Turcato, Giuseppe Turcato, altra figura di incastro perché lavora, diciamo, la Sade, è uno dei fondatori della Toletta, è un fanatico di Salgari, studioso acclarato di Salgari, ed è quello che ha progettato questa cosa. Vengono davanti a una platea che è piena di ufficiali fascisti e tedeschi e proclamano appunto, lanciano l'appello proprio, siamo nel 12 marzo del 45, no? a liberare Venezia. No? Sono questi gesti, l'anno prima c'era stato quell'episodio truculento, quasi la risposta a Via Rasella, al Giustiniani, dove sono morte più di 45 persone invece con una bomba, eccetera, e subito dopo le fucilazioni che avvengono. E forse la data che segna il passaggio di consegne è 1898, quando in un duello, uno dei tanti duelli che allora avvenivano perché era legittimo, era una forma di virilità, l'onore, eccetera, Macola, il direttore della Gazzetta di Venezia, uccide un mitico personaggio radicaleggiante, anarcoide, ex garibaldino, che è Cavallotti. E quella morte, secondo me, è una morte che andrebbe vista quasi come un turning point, una svolta, no? Come dire, questa è la fine che fanno appunto quelli che si spingono troppo. Venezia, del resto, è la città del melodramma, della Fenice, e veneziano era il più grande attore del Risorgimento, che è stato Gustavo Modena. Siamo nel 700 anni di Dante. Modena portava le dantate a Londra e a Parigi, dove un pubblico soggiogato non capiva nulla di Dante, ma capiva tutto attraverso la mimica e la voce straordinaria, polifonica di Modena. E Francesco Maria Piave, del resto, il librettista sommo di Dante, era muranese. No? Quindi c'è una specie di consegna, di abdicazione, e sembra che prevalga, sembra in quel momento appunto, la linea moderata di destra della città. Grazie. Grazie. Ma io, avendo sguazzato per quasi 50 anni in queste tematiche e in questi periodi che Mario Snenghi ha affrontato e affronta con leggerezza, devo dire, incredibile e inimitabile in questo libro, faccio fatica a trovare una bussola, perché vengo distratto da tutti gli argomenti, da tutte le problematiche, da tutti i personaggi che affollano queste numerosissime pagine di un libro unico e credo anche irripetibile nella sua originalità. Però cerco anch'io di capire che cosa viene, qual è la sottostruttura in qualche modo che porta e che regge la narrazione, perché è una vera grande narrazione questa che Snenghi impalca in queste pagine. Qual è la sottostruttura, qual è in qualche modo e quali sono gli elementi che la qualificano, oppure senza però, o cercando di evitare il problema dell'aneddotica, che certamente non ha inficiato il lavoro di Mario, ma che rischierebbe di diventare in me una esposizione aneddotica, cerco di capire la struttura portante, dicevo. Ci sono poi degli elementi che emergono con una vivezza e con una originalità straordinaria, una parte li abbiamo sentiti già ricordati da Paolo Puppa, altri cerco anch'io di evidenziarli perché mi hanno non solo fortemente interessato, ma mi hanno anche divertito nella loro composizione a formare una sorta di strepitoso mosaico giocato fra due secoli che sono stati cancellati o perlomeno che sono stati
tenuti a bada in maniera spesso pretestuosa da quella retorica venezianista di cui tra l'altro si interessa anche Marius Negri e che ha per molti anni, per molti decenni vorrei dire, tenuto in scacco la ricerca storica e anche la valutazione critica di stagioni invece estremamente interessanti e di grande vivacità. Ci stiamo liberando adesso e un libro come questo è fondamentale per liberarci di quella crosta retorica che ha ingabbito la storiografia veneziana e che ha ingabbiato moltissimo e ancor più il sentire comune, come dire, della venezianità diffusa e più o meno consapevole di sé. Ci sono delle cose, dicevo, straordinarie. La domanda fondamentale, mi pare, che Sneghi si pone e che costruisce, attorno alla quale costruisce poi la sua elaborazione, seppur organizzata in capitoli, come raccontava adesso Paolo Puppa, è: ma era possibile che le cose andassero diversamente? O che le cose fossero capite, lette e interpretate diversamente da come sono state lette? Non parlo di Napoleone perché sono abbastanza così usurato nel raccontare le cose napoleoniche anche in questa sala, eccetera, e lasciamolo perdere. Però vi sono personaggi che emergono e figure che tracciano una possibile strada alternativa a quello che dopo è stato soggiogato dalla isteria conservazionista di Ruskin. Ruskin ha delle grandi colpe. Ruskin va demitizzato, non va esaltato come si fa normalmente, usualmente, le pietre di Venezia, e l'uomo che capisce, e l'uomo che si batte, e l'uomo che paga Zorzi per pubblicare il suo libro contro i restauri, l'uomo che paga l'altro studioso per pubblicare i documenti sulla storia di Palazzo Ducale, ma è anche l'uomo, Ruskin, che ha condizionato la visione, prima lo diceva anche Paolo, mi pare, che ha condizionato la visione che della città e della sua storia, della sua forma anche, è diventata prevalente nel corso di questi due secoli. Io ricordo un ministro degli esteri veneziano recente che parlava dell'Ottocento come il maledetto secolo dell'Ottocento, perché evidentemente assumeva una comune sensazione comune che ripetuta e fatta diventare una sorta di mantra per cui bisognava parlare male o maledire tutto ciò che era capitato, e non riusciva o non si riusciva invece a cogliere gli elementi di dinamicità, di novità e anche di forte progettualità. Ecco, io insisto molto e sempre insistito molto sulla progettualità che attraversa tutto il secolo. Progettualità degli ingegneri, degli architetti, progettualità degli intellettuali, progettualità dei letterati e una capacità di mettersi di lato e guardare le cose con un'ottica libera. Qui citerei un libro che non mi pare torni, un romanzo che non mi pare torni nelle pagine di Marius Negri, che però mi capita spesso di ricordare, ed è Il desiderio e la ricerca del tutto, del mitico Baron Corvo, Frederick Rolfe, scrittore inglese, di fine Ottocento e del primo Novecento, molto instabile psichicamente, che si converte al cattolicesimo, che poi si mette in testa di voler diventare un principe della Chiesa o addirittura papa, e scrive una serie di romanzi legati a questa sua evoluzione, che sono parzialmente autobiografici e parzialmente invece di assoluta e pura invenzione anche abbastanza insolita e destabilizzante. Rolfe scrive un romanzo che appunto si chiama Il desiderio e la ricerca del tutto, alcuni di voi credo che lo conoscano, il quale ha come sottotitolo Romanzo di Venezia moderna.
Lo pubblica nel 1905, mi pare. È un romanzo nel quale un inglese, lui, che viene a Venezia, vive a Venezia e vive da disperato, da uno che non ha neanche i soldi per mangiare, che assume al suo servizio una ragazza che è gondoliere, ma che lui fa passare per suo compagno, insomma c'è un intreccio anche di carattere sessuale molto, molto ambiguo. Dorme nella sua barca, un puparin che sistema e che riesce a portare, e praticamente sfrutta l'aiuto che gli viene dalla comunità inglese residente a Venezia. Perché cito questo romanzo? Perché è un punto di vista sulla città che è completamente insolito. Questo vive lungo tutto il romanzo girando per la città, camminando per la città, ma non va a camminare nella città dei monumenti, nella città storica, va a vedere il porto che sta crescendo, va a vedere l'interramento che sta per essere realizzato, anzi che è in essere, del canale e della balena che separa Venezia da Sant'Elena o Sant'Elena da Venezia. Va a vedere cioè i margini della città, come si stanno trasformando sotto la spinta della nuova economia che sta emergendo e che sta effettivamente mostrando già i risultati delle sue realizzazioni. Quindi il porto, soprattutto il porto, c'è questo problema della creazione della stazione marittima che lo affascina, che lo attira e va a seguire i lavori, va alla Giudecca, cioè è una strana, non dico non è una guida, perché poi dentro ci sono avventure, storie, tradimenti. Fra l'altro Rolf muore in maniera molto misteriosa a Venezia, probabilmente ucciso, e quindi anche la sua visione e le conclusioni di quello che si poteva trarre della sua esperienza, conosceva la Venezia perfettamente, rimane in qualche modo incompiuta. Ma perché lo cito, oltre che per questa particolarità? Perché ci dà uno squarcio incredibile sul mondo degli inglesi a Venezia, che abitano a Venezia, che stanno comprando Venezia, che stanno commerciando sui reperti che riescono a staccare dai muri o i pozzi che riescono a togliere dopo la creazione dell'acquedotto, come diceva prima Paolo, nel 1884, diventano inservibili o perlomeno meno necessari e indispensabili dei pozzi, e comincia il commercio dei pozzi veri, tolti dai campi e dai palazzi, o falsi, perché si parte una grande industria del falso anche da questo punto di vista. E ci sono queste comunità inglesi molto chiuse, molto con le signorine per bene che organizzano i tè alla Giudecca, fra l'altro, perché abitano alla Giudecca, che gestiscono un ospedale inglese. Ancora adesso mi pare che sulla porta di una casa attualmente alla Giudecca c'è scritto ospedale inglese, cioè lì era il punto di riferimento di tutta la comunità. Ma ripeto, ma perché lo cito questa cosa qua? Perché è da lì che viene la ideologia della Venezia che deve essere salvata, è salvata dagli altri. È quella stessa ideologia che poi porta a un esperimento variamente catalogabile, variamente giudicabile, che sono i comitati privati per Venezia, che nascono dopo il 66, ma che fanno parte di questa convinzione che la salvezza della città va cercata da parte di esponenti di realtà, come si dice, capaci di gestire e con grande anche disponibilità finanziaria, a cui affidarsi, che si chiami UNESCO. Sul fallimento dell'UNESCO io l'UNESCO in generale, oltre che sull'UNESCO a Venezia, non intervengo, non voglio dire niente, perché sarebbe da aprire un capitolo molto, molto spinoso anche. Ma di affidarsi ad altri occorrerebbe un'autorità internazionale, perché si dice Venezia è
un patrimonio dell'umanità, no? Una delle sciocchezze, uno dei luoghi comuni che sento ripetere, essendo patrimonio dell'umanità deve essere affidata a delle autorità superiori, esterne, a una realtà che non è stata capace e che non riesce a gestire se stessa, ed ha votato o ha portato la città al fallimento e a quella morte di cui prima si parlava. Ecco, non è così. Non esiste un comitato privato per salvare Bruges, non esiste comitati internazionali privati per salvare il centro di Parigi perché sta per essere esso stesso massacrato o addirittura distrutto. No, però su Venezia occorre ricorrere, spostare altrove, occorre affidare ad altri, ad autorità superiori e comunque di capacità mai provate ma comunque supposte, la salvezza della città. Ecco, questa mentalità, questa attitudine, questa dimissione rispetto alla gestione di una realtà che invece apparteneva, perché come ricordava prima il Presidente, lui dice che siamo attorno ai 50.000, io credo che siamo molto al di sotto dei 50.000, perché nei 50.000 sono compresi anche gli stranieri che hanno comprato casa, eccetera, eccetera, per cui i residenti, ma io non voglio fare l'ideologia del residente, perché ormai chi ha comprato casa a Venezia, che sia francese, che sia inglese, ormai è veneziano a tutti gli effetti, a mio parere. Comunque, insomma, il fallimento è dovuto alla incapacità, e ci dicono, parlavamo l'altro giorno con un signore che è impegnato in iniziative internazionali, pare molto lucrose, molto finanziate, che diciamo la colpa è dei veneziani perché non avete saputo, non sapete gestire la vostra città, cosa che evidentemente può anche essere vera. Di fatto però il contesto è molto più complesso e molto più articolato di quanto possa una formuletta di questo genere arrivare a provare. Ecco, le cose potevano andare diversamente. Ed è la domanda, tornando alla domanda iniziale, che io suppongo che avesse in testa, ma mi pare che anche lo dici nell'introduzione in maniera più o meno velata, Mario, potevano andare anche diversamente. Per esempio, per far dati o per ricorrere a dei dati, scusate, io non passo i capitoli come ha fatto fortunatamente già Paolo Puppa, ma il libro ha una sua logica e ha anche una sua perfetta geometria interna, quindi si parte dagli anni napoleonici, si parla di alcuni personaggi, di alcune iniziative. Tra l'altro sì, in effetti il primo a pensare alla balnearità in città è stato Selva, Gian Antonio Selva, quindi un architetto veneziano che progetta un grande stabilimento di bagni dove attualmente ci sono i giardini della Biennale. Ma perché li progetta? Perché è un'esperienza internazionale. Il padre ottico della Serenissima e i suoi protettori patrizi gli fanno fare 3 anni di viaggio di istruzione in Europa, per cui vede le grandi strutture urbane di servizio in Francia, nei Paesi Bassi, in Olanda, in Inghilterra, conosce i personaggi e gli operatori, sia i teorici dell'architettura radicale francesi, Boulez, Ledoux, eccetera, sia i grandi architetti neopalladiani inglesi e i funzionalisti olandesi, per cui la sua formazione comporta una lettura e una gestione della città, una progettualità sulla città che è assolutamente originale e che non esisteva prima e che non troveremo nemmeno successivamente. Dopodiché la vicenda del Lido e la vicenda della balnearità è uno delle grandi gambe, dei grandi supporti su cui la città cerca di rilanciarsi nella fiammata democratica e progressista che è quella dovuta all'amministrazione di Selvatico a fine Ottocento, che camminava su una serie di gambe molto importanti e molto significative, fra le quali, e qui vengo a un argomento che mi piace molto, che Isnenghi tratta in maniera estremamente acuta, e che è quello sulla produttività della storia. La storia, la città è fatta di storia, questa città è fatta più di altre di storia, e si pone il problema
si pongono il problema in molti di renderla produttiva, di far sì che questa storia faccia uscire la città da una condizione di minorità nella quale si era trovata una volta che erano mutate profondamente le sue condizioni sociali, economiche e politiche, e che cercava degli esiti, anche a seguito di una scarsa presa del tentativo di industrializzazione, degli esiti che fossero di carattere nuovo, diverso e alternativo. Ed è Selvatico che concepisce questa specie di grande disegno che prevede al centro proprio l'utilizzo della storia, la produttività della storia, e fa sì che venga creata la Biennale, da una parte, che la città abbia una scuola di architettura che non ottiene all'epoca di Selvatico, ma Selvatico forma una commissione presieduta da un altro dei grandi protagonisti della storia veneziana dell'Ottocento, che è Camillo Boito, l'architetto Camillo Boito. Prima Paolo lo citava come autore di Senso. Io potrei citarvi un'altra delle storielle vane di Camillo Boito, che si chiama 6 ore al Lido, dove racconta una sua incredibile esperienza quando va al Lido, fa il bagno grazie agli stabilimenti Fisola che erano stati costruiti e aperti dal 1856 in fondo a quello che noi chiamiamo oggi il Gran Viale, e aveva fatto il morto in acqua dopo essersi allontanato dalla riva, e ha una strana sensazione per cui c'è uno scambio fra il cielo e l'acqua e non capisce più se sta galleggiando sull'acqua o se sta volteggiando nel cielo. Un racconto molto, molto bello e molto interessante anche da analizzare, credo, in termini, vorrei dire, quasi psicanalitici. Dicevo, dà incarico a Camillo Boito di studiare il progetto della scuola di architettura a Venezia, perché, dice Boito, non c'è nessun'altra città che abbia una tale ricchezza architettonica come Venezia, per cui deve essere la sede della grande scuola di architettura, che non è la Politecnica, stava per essere costituita a Torino, o le scuole l'Università di Milano, ma di architettura, non più belle arti, ma una facoltà di architettura che Venezia non ottiene poi, perché le prime facoltà di architettura saranno a Napoli e altrove. Però nel disegno di Selvatico c'è questo. Ripropone il tema della regata, che verrà chiamata storica, con uno sfoggio di aneddotica storica, per cui la regata ricorda il ritorno a Venezia di Caterina Cornaro, che consegna la corona di Cipro al doge Barbarigo, ma insomma sono delle evocazioni molto, molto letterarie. Ma poi anche nel disegno di Selvatico c'è la valorizzazione dell'industrializzazione, della costruzione del porto, delle banchine portuali, che già nel 65, cioè l'anno prima dell'annessione di Venezia all'Italia, al Regno Sabaudo, gli austriaci avevano cominciato a capire che non potevano non essere costruite, per cui si era cominciato, grazie a un disegno di Paleocapa, a costruire le prime banchine portuali nella testata occidentale della città. Ecco, dicevo, il disegno di Selvatico è un disegno che tenta di mettere a frutto la ricchezza culturale e storica della città. Qui però io citerei un personaggio che, a mio parere, è centrale in questo ragionamento, non è un veneziano, ma è un veneziano di elezione, ed è Mariano Fortuny. Nessuno ha fatto tanto come Fortuny per creare l'immagine di Venezia diffusa nel mondo, con una connotazione sicuramente anche di carattere, vorrei dire, tra virgolette, commerciale, però con un radicamento a elementi storici e a elementi qualitativamente culturali importanti, che condizionerà in maniera significativa lo sviluppo della immagine
immagine complessiva della città nel mondo. D'altra parte, l'unico artista vivente che compare più volte nella recherche di Proust è Mariano Fortuny. È Mariano Fortuny, l'unico vivente che appare in chiaro, cioè non dietro immagini, emblemi o maschere, ma che compare in piano e che compare in maniera esplicita nella recherche. E infatti la linea culturale che va a concludersi con Proust è proprio quella che nasce con Ruskin, che viene ripresa con grande acutezza poi da Fortuny e che poi viene trasferita e assorbita dal mondo culturale francese, non più quello dei fratelli Goncourt e della grande letteratura di fine Ottocento francese, ma quella moderna e quindi in Proust. La Venezia moderna è presente da un lato nel Baron Corvo, nel desiderio della ricerca del tutto, ma l'altra Venezia moderna, che però è cosciente e mette a frutto il suo peso, la forma, i segni della sua storia, è Fortuny. È Proust. Le vestaglie di Albertine, piuttosto che i vari vestiti, piuttosto che l'uso della fotografia sperimentale, piuttosto che altri tipi, il design moderno, perché Fortuny è designer di grande qualità e produce, fra l'altro, lampade nelle aziende tedesche, disegna lampade per le aziende tedesche, di design tedesche. Dico, Fortuny indica una strada che avrebbe potuto essere la strada interessante se perseguita e se accolta ed elaborata con intelligenza. Ecco, mi pare che in queste cose, forse, completandolo così modestamente rispetto al quadro che ha disegnato Maria Sneghi, potevamo anche pensare a una Venezia diversa da quella che poi è stata la città mangiata dal turismo, la città invivibile, perché mi spiace, cioè sono contento che il Presidente abbia dato dei toni di speranza o perlomeno di guardare al futuro in maniera non pessimistica. Io sono molto pessimista, lo sto dicendo e scrivendo da anni oramai. La città ha passato abbondantemente, credo, la linea del non ritorno, la città in quanto tale. Se poi nasce un'altra cosa, ben venga, ma non mi pare che ci siano molti margini oramai di recupero. Un'ultimissima cosa volevo dire, a me è piaciuto moltissimo il capitolo su Silvio Pellico. Silvio Pellico è una cosa molto singolare, molto strana, perché lo sappiamo la storia com'è, eccetera, eccetera, ma Pellico è diventato un mito vivente, ancora vivente, quando era ancora vivo. Un uomo come Chateaubriand, che viene a Venezia nel 1806, ma poi torna nel 1833, invece che va a visitare anche i monumenti, per carità è molto interessante, va in cerca di andare a vedere le celle di Palazzo Ducale e San Michele, va anche a San Michele, dove è stato prigioniero Pellico. Dopodiché, con attitudine squisitamente francese, vuol conoscere la famosa ragazzina che lo accudiva, la Zanze si chiamava, non mi ricordo, che lo accudiva con la madre che fa un po' da mezzana, e va in giro per la città per cercare i segnali di questo mito vivente che allora è ancora in prigione perché era ancora allo Spielberg, che evidentemente aveva suscitato, visto il successo enorme, tra l'altro, delle edizioni pirata delle mie prigioni, dopo, più tardi evidentemente, delle mie prigioni, conoscerà un successo enorme, ma nel 1933 è già un mito. Nel 1933 è già un mito, prima che pubblicasse Le mie prigioni. Cioè la storia di Pellico è una storia che è straordinaria e che poi ripiega, come ci spiega molto bene Mario Sneghi, dopo la conversione religiosa, ripiega su un moderatismo
che fa sì che egli sia sconfessato in pratica dai movimenti risorgimentali, e poi però, e anche questo mi è piaciuto molto, la derivazione, in qualche modo non dico immediata ma mediata, della presenza, del ruolo e della linea di Pellico verrà ritrovata proprio nel movimento cattolico, politico dei cattolici impegnati, che ha a Venezia la sua nascita e la sua prima espressione a livello nazionale. Questo mi ha fatto vedere Pellico sotto una luce completamente nuova rispetto a come usualmente noi altri, che non siamo specialisti di quel momento, di quel tipo di personalità abbiamo. È una figura che a me pare che diventa emblematica di una situazione e di una condizione assai particolare. Infine mi è molto piaciuta anche la lettura che nel libro viene fatta di Carlino, e quindi delle memorie di un ottogenario, no? C'è questo star dentro e fuori, un po' stendaliano del protagonista del romanzo di Nievo, che però dipinge molto bene una condizione di passaggio, o una condizione fra l'altro ipotetica, perché la finzione dell'ottogenario fa sì che il romanziere abbia come ci spiega Isnenghi, abbia una libertà di descrizione e di immaginazione che altrimenti non sarebbe stata possibile, ma che ha una capacità visionaria straordinaria e ci dà una lettura che solitamente si parla di Nievo come dell'uomo che ha messo a fuoco il grande tradimento degli anni, della stagione rivoluzionaria, dei mesi rivoluzionari, come peraltro Foscolo. Mi pare peraltro che queste letture siano state abbastanza modificate, abbastanza corrette nei testi degli ultimi studiosi che hanno lavorato, a cominciare da Scarabello in poi, sulla lettura e l'interpretazione del ruolo giocato e della delusione di Foscolo e poi anche dello stesso Nievo nei loro due interventi, che non sono mai comunque degli interventi di carattere nostalgico. Non c'è mai nostalgia, non c'è mai un ritorno al passato, un sogno regressivo verso la Repubblica di Venezia. È casomai la delusione di qualche cosa che non si è compiuto e che avrebbe potuto essere completamente diverso, e segnare in maniera nuova la storia anche di Venezia, ma più generale, insomma, del nostro paese. Mi fermo qua. Sì. Beh, insomma, per me è uno straordinario ripasso del mio libro. Una parola, adesso riuscire ad agganciarmi agli infiniti stimoli e punti di innesco che Pupa e Romanelli mi hanno offerto. Per voi ascoltatori è stato un modo ricchissimo per entrare nel libro, se non l'avevate già letto. Per me è un problema di stare all'altezza di tutti questi intrecciati commenti, pescandone qualcheduno, cercando di spiegarmi quando è necessario di andare avanti, come pure mi è stato offerto di fare. In particolare Romanelli ha osservato anche quello che non c'è, i personaggi che non ho messo dentro, come Baron Corvo o Fortuny, e che avrei potuto mettere dentro, e quindi questo è uno stimolo per la seconda edizione. Ma insomma, diciamo che mi sono sentito a casa, un po' venendo a parlare all'Ateneo, un po' sentendo parlare questi due competentissimi presentatori, cosa che non avviene proprio sempre. Ora, certo,
ho contribuito a scegliermeli, per cui è troppo comodo dire ti senti a casa, te li sei scelti tu questi presentatori, prova un po' a chiamare, che ne so, Tommaso Cacciari. A me piacerebbe moltissimo, per la verità, sentire come argomenta le sue posizioni uno dei leader della ormai longeva a sua volta contestazione, o che so io, un altro, perché quante esclamazioni che si convertono in proclamazioni sul no questo, no quello. Gentilmente Paolo Puppa, che non è d'accordo con me su come va a finire il libro, ha evitato di parlare in questa occasione, ma ne ha parlato già in una sua recensione, della mia ultima pagina. Vi informo, se già non lo sapete, che nell'ultima pagina mi sono sentito battere sulla spalla da qualcuno che mi diceva «E il Mose, parlaci del Mose, e le grandi navi, parlaci delle grandi navi». E io mi divincolo con qualche acrobazia verbale, in sostanza, dicendo deve pur rimanere in giro per le calli, i campi e i bar qualcuno che non sia un ingegnere idraulico. Ebbene, io sono questo, non ingegnere idraulico. Io voglio che ciascuno faccia l'idraulico sul proprio terreno. Ma non è così. Tutti ciaccolano. Certo, la ciaccola è anche espressione di condivisione dei problemi, non lo nego. Non si parla di quello che non interessa affatto. Però c'è anche, alla fin fine, Romanelli all'inizio proprio del suo dire ha usato la parola leggerezza. Mi sono interrogato per tutto il tempo per interpretarla a giusto titolo, questa parola leggerezza, come penso io alle chiacchiere sul Mose e sulle grandi navi. Spero che non abbia fatto a che fare con la leggerezza che riconosce nel mio stile o nel mio approccio alle cose. Ecco, lo so, anche quando, per il fatto che per decenni ho insegnato storia contemporanea, arrivano quelle strane interviste giornalistiche in cui mi chiedono di parlare di questo o di quello. Ma perché dico, lo chiedete a me? Ma lei non insegna storia contemporanea? Contemporanea, ho capito, contemporanea, ma lasciamo anche qualcosa alla sociologia, agli economisti e anche ai pubblicisti. Per cui è chiaro che nel momento in cui io rivendicavo l'esistenza di questi 230 anni di Venezia dopo il 1797, volevo fare la storia di questi 2 secoli e mi proponevo come lo storico di questi 2 secoli, ma non potevo nascondermi che prima o poi sarei arrivato ai problemi dell'oggi, perché i problemi dell'oggi parlano anche dentro di me, non è che non parlino. Io non voglio chiacchierare delle cose che non so e mi piacerebbe molto che combattessimo tutti ad armi pari, cioè anche gli altri non parlassero delle cose che non sanno. Chi ne sa veramente qualcosa del Mose e delle grandi navi? Eppure tutti ne parlano, tutti ne scrivono, tutti si impegnano, tutti votano. Dio non voglia, saremo chiamati magari da un momento all'altro a un referendum. Tanto il referendum è fatto apposta per votare sulle cose che non si sono in realtà veramente approfondite in non pochi casi. Allora, è vero, ho composto un manufatto che è intrinsecamente duplice, io non posso sottrarmi a questo dato di fatto, lo sapevo, lo so ancora meglio nel momento della discussione. Ho voluto fare un libro di storia, ma questo libro di storia, vero Paolo Puppa, lo andavo a dire alla ribalta in forme teatralizzate. Quindi non solo perché i problemi dell'oggi urgono anche sui 200 anni precedenti, ma anche per la genesi specifica di questo libro che è nato orale, io non potevo non aspettarmi questa necessità di arrivare al presente e di discutere il presente. Ma la mia intenzione primaria è stata di fornire strumenti per conoscere un pochettino di più i 200 anni e passa successivi alla caduta della Serenissima. Questo io ho voluto dire. Il mio titolo che ho proposto alla Marsilio era, non ricordo più qual era, ma era Venezia al plurale, Venezie in cammino. Ecco, io avrei voluto Venezie in cammino, che mi diceva la pluralità e mi diceva i dinamismi, le trasformazioni.
Da Marsilio ha preferito fare il contraltare al libro di Settis, Se Venezia muore, e io l'ho accettato, e poi però mi ha, sempre la casa editrice, regalato quel titolo che a me sembra bellissimo e molto molto centrato, il sottotitolo, questa memoria senza storia. Questo è. No, scusate, ho detto il contrario. Una storia senza memoria. Stavo appunto venendo a uno dei punti che volevo riprendere. La questione dei nessi tra memoria e storia. Vabbè, io mi occupo da un bel po' di luoghi della memoria. Può darsi che abbia inciso su questa mia scelta a un certo punto del mio itinerario di studioso l'essere nato a Venezia, quindi anche se ci ho vissuto così poco. Però l'averci vissuto così poco e avere vissuto da quasi sempre altrove, forse mi ha dato quello sguardo obliquo che favorisce sia il rapporto con il passato, il rapporto con il luogo della memoria. Per me Venezia è memoria anche sul piano personale, non solo in se stessa, ma anche su altri piani, il ritorno, ma anche, io lo dico sempre ai miei amici e magari coetanei che vivono, qualche volta hanno sempre vissuto a Venezia, che ci stanno troppo dentro e che esprimono continuamente la lagna. Non va questo, non va quello, non va sostanzialmente nulla. Dico, ma se voi vedeste le cose un pochettino obliquamente da fuori, forse vi rendereste conto che non esiste un Ateneo veneto dalle altre parti. Io non ho a Padova e nella maggior parte degli altri luoghi che possono essere interessati alla storia di Venezia, per esempio, un luogo strutturato come l'Ateneo Veneto che ogni giorno faccia una o due cose e dentro cui passino anche le discussioni sui libri. Questo non significa che a Padova o in altri posti non ci siano le sale che il comune affitta agli editori o agli autori che una tantum vogliono discutere di un argomento o di un libro, ma è una cosa completamente diversa. Ebbene, questo cos'è? È morte a Venezia dal 1812. Ma quante cose sono state pensate sul presente di Venezia in questa sala e nella saletta di sopra? Da Daniele Manin ai nazionalisti veneziani di inizio Novecento, però nel momento in cui l'Istituto di Storia della Resistenza era senza sede e non riusciamo a vedere una soluzione, Nane Paladini, che in quel momento era il presidente dell'Ateneo, ha detto venite qui, il che naturalmente ha consentito a me di ironizzare sui corsi e ricorsi della storia. Dico, è la sede dei nazionalisti veneziani, è la sede di Foscari, di Musatti, il Musatti nazionalista, non il Musatti socialista, non il Musatti capo della Confindustria, non il Musatti storico di Venezia, le grandi famiglie veneziane, dai Musatti ai De Michelis, ai Boato, ai Cacciari, agli Zorzi, una intelaiatura di addetti alla memoria, qualche volta per ragioni anche familiari e genealogiche. Sì, certo, perché tutta l'Italia è basata sulle ex capitali che non possono non fare i conti in qualche modo con il proprio passato, e questo è dal 1861 in avanti. Ma tra tutte le ex capitali, quella che aveva il più grandioso passato con cui rapportarsi era ed è Venezia. E questo cos'è? È la famosa memoria invalidante di cui parla Maier rispetto addirittura alla Shoah. Alla Shoah. Sono campi completamente distinti, ma uniti dalla questione della memoria che deve rapportarsi a terreni così straordinari e brulicanti e impegnativi. Ma qualcuno dice, ma di eccesso di memoria si può morire? La memoria può diventare invalidante. Allora io ho cercato, come spesso mi è accaduto, una terza via in questo libro. Io non voglio buttare via le memorie, me ne guardo bene, so bene che Venezia è la sua memoria. Figurarsi se io
perché voglio fare la storia degli ultimi 200 anni, voglio ignorare o tenere in non cale la storia Serenissima. A parte che qualcuno deve un pochettino riequilibrare le cose, perché siamo pieni di memorizzatori della Serenissima. E non altrettanto si può dire rispetto all'Ottocento e al Novecento. Una mia collana di libricini nata all'inizio del 2000 con una casa editrice padovana, il Poligrafo, si intitola Novecento a Venezia. Io ho voluto tematizzare specificamente addirittura il Novecento a Venezia. Quando ho fatto la collana gemella per Padova, perché il Poligrafo me l'ha chiesta, lì ho potuto mettere tranquillamente 8 e 900, perché nessuno metteva in dubbio che per Padova ci fossero stati sia l'8 che il 900, mentre bisognava costruire l'esistenza in vita del Novecento a Venezia, con tutta una serie di autori che via via ho individuato e qualche volta suscitato per una serie di infrastrutture territoriali di Venezia. Questo libro è un punto d'arrivo, non finale, che naturalmente ha a che fare anche con il fatto che per 20 anni ho insegnato storia contemporanea a Ca' Foscari, dal 91 al 10. Quando sono andato a fare questi 15 incontri era a Ca' Foscari, perché qualcheduno degli studiosi che hanno continuato a coprire questo terreno ha inventato per me la formula di questo seminario veneziano, e io ho inventato per quel seminario che mi consentivano di fare il titolo Contravveleno alla morte a Venezia. Finora la parola contravveleno oggi non era venuta fuori, è la parola forte, combattiva, da ribalta teatrale, che mi ero inventato per quella serie di 15 incontri, interrotti al 15° incontro, che non c'è stato, dall'arrivo della malattia. E il 15° incontro era su Bepi Turcato. Colpo di teatro. È successo. E il teatro è anche le cose che avvengono e la possibilità di saltarci addosso e sfruttarli. Così quella è nata scritta, quella cosa lì, l'unica. Tutti gli altri sono passati attraverso una complessa rielaborazione. La registrazione, come c'è in questo momento, avveniva anche allora. Alla registrazione, se si trova qualche cireneo disposto a farlo, segue la deregistrazione e poi cominciano quei mesi terribili per l'autore, che si trova di fronte a questo ibridismo che deve rendere ancora più ibrido un qualcosa che è nato parlato, con tutti i lenocini e le forme di seduzione del parlare in pubblico, che deve diventare un libro. La cosa è stata più complessa, ma alla fine lo riconosco redditizia, perché la redattrice della Marsiglia, a cui sono stato affidato dall'editore, Francesca Gulcasi, d'accordo con il direttore editoriale di Brizzi, non me l'hanno mai detto apertamente, ma non credevano in sostanza nella oralità con cui era nato il lavoro. Anche se io gli dicevo, ma l'ho fatto con il libro Donzelli che è andato bene, il ciclo del 2011 qui, ma l'ho fatto con il libro Salerno, che speriamo vada bene anche quella, forse non è andato altrettanto bene, ma era ancora la Grande Guerra, e la Grande Guerra sono il primo a non poterne più, quindi si vede che si è comunicato un poco questo senso di basta con la Prima Guerra Mondiale al libro Salerno, ma quelle erano cose appunto nate orali che hanno trovato non certo una via di mezzo, ci mancherebbe, in medio non stat virtus, ma insomma una soluzione con tutti i passaggi necessari tra qualche cosa che sia nativamente uno scritto e qualche cosa che lo diventi strada facendo. Ecco, invece lavorando sulla deregistrazione,
io ho fornito a un certo punto i 15 incontri che avevano raggiunto un certo punto tra l'oralità e la scrittura. A quel punto ha cominciato a lavorarci la redazione e a propormi via via spostamenti in avanti in direzione della scrittura. Non solo, l'andatura cronologica che i 15 incontri avevano avuto, dalla fine della Serenissima, da Napoleone, da Foscolo in avanti, vero? Hanno assunto una valenza strutturale e tematica. La mia resistenza è stata abbastanza estesa nel tempo, ma la insistenza della mia redattrice, che saluto, è stata alla fine vittoriosa. E io mi chiamo contento di come è finita. È ancora una terza via, ma una terza via spostata un po' più in là tra l'oralità e la scrittura. Sono contento che però, da quello che dice Puppa, sia come recensore sia oggi, l'oralità si mantenga ancora viva e vibrante sul fondo della scrittura. E non soltanto perché ogni tanto ci infilo una esclamazione, ma ecco. Allora, questa fa sì che il libro di storia dell'8 e del Novecento mantenga ancora, per forza, lo voglia o no, al di là della poetica, al di là delle intenzioni, mantenga l'atteggiamento di chi in fondo si sta rivolgendo ai propri concittadini. È così. Ai miei concittadini dico, vabbè, il Mose e le supernavi sono i grandi problemi come si configurano oggi ai veneziani oggi. Allora, salti fuori il Paleocapa di oggi, insomma. Una volta c'erano i fiumi. C'è o non c'è Paleocapa che sappia affrontare le navi come si fanno adesso? Teneteli in mare aperto. E poi mandate l'Aquileia all'Altino a prendere, non servono più, servono solo andare a Punta Sabbioni, le benemerite motonavi del 1934. Hanno 800 posti, se mal non ricordo. Se ogni nave crociera ha alcune migliaia di passeggeri, vabbè, quanti viaggetti dovranno fare tra il mare davanti al Lido e il bacino di San Marco, le benemerite montanavi? E si divertiranno moltissimo. Si tratta di imporre questo. Ci vogliono i poteri che impongano quel che è giusto e vero al momento buono, e basta con le lagne. Così come l'altro giorno avrei dovuto discutere con Segre del suo film, anzi dei suoi ultimi film veneziani, Cosa è avvenuta in parte all'M9, perché poi lui era collegato, non era proprio presente dal vero. Ma insomma, come si fa a persuadere il benemerito figlio e nipote di pescatori che ha la casa alla Giudecca a resistere al malefico fratello che dice facciamolo in bed and breakfast? Come si fa? Tutto basato sulla moralità tradizionalista del pescatore? No, ci vuole una forza superiore che impedisca di fare. Qui il parlato porterebbe a termini che non è il caso nelle severe aule, quindi avete capito. Ecco. Ho in caso una competenza idraulica con cui naturalmente mi confronto anche su Venezia, che mi informa che non è che questo tentativo di svendita degli appartamenti avuto in eredità non si proponga anche in altri luoghi e in altre città, ma in altri paesi questi poteri forti che impediscono di fare brutte cose esistono. Ecco. Allora potrebbe essere questo. Però tutte queste ciaccole che sto facendo adesso le faccio perché vedo che anche presentatori amici e competenti come sono questi pretendono che io fuoriesca dal mio ruolo di storico del passato, sia pure vicino a noi. Vabbè, lo faccio, ma le cose che scrivo o di cui scrivo nel libro le so molto meglio. Ecco, io reagisco perché devo reagire, ma in realtà sono contento quando Romanelli, per esempio, ha colto
certi collegamenti interni che conducono verso il movimento cattolico. Qualcheduno nelle presentazioni mi ha detto: ma Pellico, come mai c'è Pellico? E io gli ho risposto proprio in questo senso. Pellico predispone questo retroterra di ubbidienza gerarchica a un'autorità superiore e un atteggiamento di scarso interesse alla politica innovativa, dunque al Risorgimento, che si perpetua nel secondo Ottocento a Venezia in modo particolare, quando ci congratuliamo perché Venezia ha avuto 3 patriarchi e sono diventati papi. Beh, certo, una bella media, e anche questo fa parte della vitalità di Venezia. Io non ho, sulla base delle mie personali scelte di cittadinanza, potuto negare che la grandezza del movimento cattolico reazionario a Venezia faccia parte però della vitalità di Venezia. È così. E quando mi sono trovato ad allineare, questo me l'ha fatto scoprire Francesca Culicasi, pagine su D'Annunzio, ho detto: oddio, ma mi prenderanno per quello che non sono. No, alla fin fine lo storico deve riuscire a parlare bene degli altri. Per la verità io l'ho sempre fatto, non nel senso di parlare bene, ma nel senso di prendermi cura, di dare maggior tempo allo studio di quelli che dal punto di vista civico consideravo i miei avversari e non i miei. Io ho studiato molto di più il fascismo che l'antifascismo, anche se nessuno mi ha poi offerto di dirigere un istituto di storia fascista, ma mi è stato dato invece la possibilità contraria. Anche sulle donne, io spero di non essere stato semplicemente civettuolo nei confronti delle colleghe storiche delle donne. Io ho trovato nella storia di Venezia, già dall'inizio dell'Ottocento, quando c'erano già quei salotti, ho trovato delle forme di resistenza affidate a una serie di patrizie, figlie, sorelle, mogli, vedove di Dogi, forme di resistenza alla morte a Venezia, che si esprimeva nelle forme culturali delle donne di allora e per lungo tempo, i salotti. Ma Foscolo, ma Pindemonte, ma tutti gli altri, dov'è che discutono se non appunto in questi stessi salotti, dove possono trovare belle giovani, o anche non necessariamente belle giovani, belle donne, ma anche trovano stimoli intellettuali, discussione. E allora via via, alla fine, mi sono trovato di fronte appunto a Margherita Sarfatti, socialista. La ricchissima famiglia Sarfatti fornisce insegnanti privati di pregio alla ragazza Margherita, ma siamo alla fine dell'Ottocento, tutti sono socialisti allora, compreso gente come Ugo Ieti e larvatamente, teoricamente, persino Benedetto Croce, per un pelo. Perché ognuno ha 20 anni quando ha 20 anni, sta a vedere che contesto ti capita quando tu li hai. Allora, certo, averli nel 1848-49, ma in questa sede, all'Ateneo Veneto, Daniele Manin era andato a dire: non diventeranno mica tutti locandieri i giovani veneziani. Questo significa guardare lontano. Ma infatti il libro vorrebbe dimostrare che non erano diventati locandieri, potevano correre il rischio di questo, perché anche negli anni, nei decenni della crisi di inizio Ottocento, il turismo teneva, gli alberghi tenevano e anzi diversi grandi palazzi gotici diventavano alberghi. Quindi quell'industria lì, l'industria turistica, c'era, ma poi vengono avanti tutti gli altri. Ho dato molto spazio alla ferrovia, naturalmente, ai bagni, al lido. E allora il fatto che gli imprenditori qualche volta portino un grande nome patrizio, ma qualche volta venga da Pellestrina, come il Fisola, Giovanni Busetto, detto Fisola, perché a Pellestrina ci sono solo 4 cognomi, e uno è Busetto, ci vogliono perciò i nomignoli. Vuol dire che veniva avanti anche una nuova classe imprenditoriale, che poteva dai cavafanghi creare degli inventori di luoghi
inusitati come sono i bagni in bacino di San Marco, i bagni sulla riva di Schiavoni, i bagni del Lido. Prima di arrivare a Niccolò Spada e al clima d'Annunziano del primo decennio Novecento, quando il Lido è il De Ben, è l'Excelsior, è la riva destra. In precedenza era stata maggiormente la riva sinistra. Il Lido è, come Venezia, i lidi. Il Lido è anche Malamocco. Il Lido sono anche i carciofi, gli orti, che per fortuna ci sono ancora, ma anche un mite scrittore come Diego Valeri, l'autore della Guida sentimentale di Venezia. Chi se lo aspetterebbe da lui, che fosse stato uno di quelli che aveva aperto la strada ai grattacieli a Venezia. Eppure è così, al Lido. Ma non, assolutamente no, niente Wright, niente Le Corbusier, niente architettura moderna a Venezia. I grattacieli, sì, siamo nel secondo dopoguerra ed è Diego Valeri. Beh, se ci arriva Diego Valeri poteva arrivarci anche Italia Nostra, forse Italia Nostra, negli anni 50. I comitati, mi è piaciuto la spregiudicatezza critica con cui Romanelli, che ha diretto i musei civici per decenni, ha parlato di comitati, il che non significa non essere rispettosi e grati davanti alla generosità internazionale nei confronti di Venezia. Però anche l'amore sa essere omicida, lo sappiamo benissimo. Paradossalmente. Mi è capitato di parlare di amore omicida quando Alice Schalek, la famosa giornalista viennese, intervistava i piloti viennesi reduci dall'aver bombardato Venezia e gli chiedeva: ma com'è che è riuscita a farlo? Oh, un'emozione grandissima, bombardare dall'alto. Naturalmente il pilota aveva compiuto negli anni precedenti tutti i suoi viaggi a Venezia raccomandati dalle guide. Bello anche il punto in cui hai detto Mare di Raschi. Si può dire Mare di Raschi. È bello questo. È liberatorio. Ma lui non voleva amputare di Venezia di 500 anni della sua storia dell'arte, in sostanza. È così. È una buona idea, Paolo. Che ora abbiamo fatto? Perché questo io vado avanti, ma sono le 1:45, voi volete andare a pranzo legittimamente. Ma io vi avevo detto che era difficile ritrovare il bandolo tra tutte quelle cose. È così. Spero di avere raccolto qualche cosa e avere detto con chiarezza quanto sono grato delle letture così approfondite che hanno fatto Puppa e Romanelli. E grazie di essere venuti di domenica mattina. Questa è la mia o la tua?